Presentata oggi dal Fondo per l'Ambiente Italiano la 10ª edizione dei Luoghi del Cuore. Ancora tanta bellezza da scoprire, ma anche da tutelare. Laura Sansavini. Ritornare a uscire di casa, riscoprire la propria città, rivedere il mare, visitare un luogo caro. Tutti in questi giorni di isolamento abbiamo pensato almeno una volta alla prima cosa da fare dopo. Una lista di desideri fatta di luoghi e gesti comuni. Nella settimana in cui l'Italia riparte, il FAI, Fondo Ambiente Italiano, lancia in collaborazione con la RAI la 10ª edizione dei Luoghi del Cuore, in cui invita tutti i cittadini a votare i tesori d'Italia che amano di più e che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati, partendo dalle testimonianze di molti volti noti. Il mio luogo del cuore è l'isola della Maddalena. Non può essere che la mia città, Bergamo. Il parco di Villa Gordiani, a Centocelle. Il mio luogo del cuore ha un nome un po' complicato, si chiama Schiaccatil. Arte, natura e cultura, piccoli borghi e grandi città, un'opportunità per esprimere il sentimento che ci lega a un territorio di cui abbiamo sentito la mancanza, un modo per continuare a prenderci cura e riscoprire di nuovo piccole e grandi bellezze. Prosegue su tutte le reti del servizio pubblico la raccolta fondi